Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Quello che vedete alle mie spalle è il famoso Palazzo Mezzanotte, il palazzo della Borsa in centro a Milano. Palazzo Mezzanotte si chiama così non tanto perché è stato costruito nelle tenebre della notte, quanto perché l'architetto Paolo Mezzanotte nel 1927 ha avuto l'incarico di disegnare questo palazzo. Un palazzo che, come vedete ora, è in ristrutturazione, la facciata è tutta da rifare e un po' in ristrutturazione anche il sistema bancario italiano. Oggi è stata una giornata importante, si aspettava un po' quale fosse la reazione del mercato di fronte alle decisioni del Consiglio di amministrazione di ieri dei Monte dei Paschi di lanciare un'operazione ambiziosa, qualcuno dicono temeraria, su Banca Generali e sulla Banca Popolare di Milano, BPM, Banco BPM. Ecco, le reazioni della borsa sono state, possiamo dire, abbastanza fredde. Tutti i titoli hanno fatto qualche passo indietro, tutti i titoli hanno dimostrato in fondo di non credere alla bontà di questa operazione che appare complessa nella sua struttura e complessa soprattutto nella possibilità di arrivare in fondo con una situazione che possa consegnare al sistema bancario italiano una realtà stabile ed efficiente. Ecco, si punta soprattutto da parte di MPS ad evitare che vada in porto la scalata da parte di Banca Intesa. E questo è certamente uno dei punti importanti, ma non è certamente il punto principale a cui guarda il mercato, che potrebbe anche aspirare appunto a vedere rafforzare la posizione di Banca Intesa come prima banca italiana. E quindi sotto questo profilo, diciamo, la borsa oggi ha espresso un parere non tanto sostanzialmente negativo, ma soprattutto di attesa e in parte anche di sfiducia. Una borsa quindi che anche nel complesso è rimasta sostanzialmente piatta, senza particolari spunti di riflessione, chiudendo una settimana che non ha avuto, una settimana forse di Ferragosto, una settimana di vacanze per tutti, una settimana che non ha avuto spunti particolari. Sul fronte internazionale, sul fronte americano, invece, le banche hanno un po' trainato la crescita di Wall Street, una crescita significativa, anche se probabilmente in chiusura non riuscirà a compensare le perdite che si sono avute durante tutta la settimana. Quindi ci sono ancora incertezze anche sul fronte americano, soprattutto sul fronte dei tassi di interesse, su quello che farà la Fed di fronte a un'inflazione che resta molto alta. E anche sul fronte dei consumi, ieri la perdita che ha avuto Walmart, la maggiore casa di distribuzione di beni di consumo, è stata un po' un campanello d'allarme per molti osservatori sulla tenuta dell'economia americana. Comunque, diciamo, una settimana di Ferragosto che sia sul fronte europeo sia sul fronte di oltreatlantico ha dato qualche spunto di interesse, ma non ha dato delle soluzioni. Non si sa bene dove possa andare il mercato nei prossimi mesi, continuano a esserci preoccupazioni su entrambi i fronti caldi delle ultime settimane, il fronte iraniano, il fronte del conflitto tra Stati Uniti e Iran con i riflessi sul prezzo del petrolio, il fronte delle tecnologie con la influenza e le ricadute che potrebbero avere appunto le novità tecnologiche. Ha fatto scalpore il grande successo avuto dalla società cinese che produce dei robot umanoidi. Ecco, quello che potrà settarsi il futuro sarà sicuramente interessante e avremo modo di parlarne. Buon fine settimana a tutti. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con